Beh, queste sì, sono un infinita. po' le ultime uscite perché ormai siamo arrivati a 300, penso 310 già Cioè, caricate. mi dicevi, cioè, uscite praticamente una volta ogni 2 settimane più o Sì, meno, adesso occhio sì, croce. a alcuni momenti, a ogni settimana, perché comunque il volume di release è tanto e per rispetto dell'artista non, cerco di non farlo aspettare troppo tempo, perché Bravi. comunque so cosa vuol dire stare in studio, avere un pezzo pronto Aspettare. e aspettare. Sì. E quindi lo dico già subito, bello, ma sai che esce, che ne so, aprile 2026, se vuoi, Nice. Ecco, posso fare una così, domanda se io? Of no, course. Perché in questo è anche la difficoltà da parte del discografico, credo, perché sì. tu devi un po' così fare un po' l'indovino e dire, boh, io se sto disco qua lo faccio uscire tra 4 mesi, qual è il parametro che tu guardi? Nel senso, guardi un po' le sonorità se sono fresche, se potrebbero anticipare secondo il tuo modo di vedere quello che arriverà, perché aprile vuol dire primavera, Beh, quindi, sì, cioè, sì, ci sono delle eh, sonorità, soprattutto sui pezzi un po' magari un po' più house che rispetto che a Jacking, che possono anticipare, che spesso è successo, ho detto questo è un pezzo estivo, con questa sonorità deve uscire a giugno, a luglio, ad agosto. Ci sono dei pezzi che che hanno un magari si feeling prestano diverso. più per la primavera e l'estate rispetto all'inverno. Poi guardo anche il discorso dei generi, se magari ho un pezzo garage cerco di incastrarlo tra due jacking o se ho dei pezzi forti forti cerco di incastrarli tra pezzi magari non così forti Un po' più come mellow, un po' un per po' più bilanciare. tranquilli, sì, per bilanciare perché magari è inutile far Ah sì, uscire sì, certo. anche i portali magari tendono magari un po' più a supportare le tracce se le fai uscire un po' più, cioè loro arriva una valanga di roba. Io prendo sempre comunque come riferimento Traxos perché comunque per l'house il riferimento ormai oggi è Traxos, cioè poi magari c'è Spotify, ma Spotify è un po' più mainstream, un po' più per noi lab, producer, DJ, comunque di house, parlo sempre di house, per l'elettronica un po' più beatport secondo me. E comunque anche a livello di generi la deep su beatport è diversa rispetto alla deep su Traxos, Ah sì, quando quindi compri, vai a cambia comprare senti diversa tantissimo. roba. Come ti Sì. dicevo prima fuori onda, succede che mi mettono delle release che magari sono uscite su Traxxas in jacking, me le ritrovo su Beatport in house, no? Dico, il pezzo è lo stesso. Sì. Sono cose che succedono, comunque anche loro fanno fatica secondo me a star dietro a tutta sta valanga, sta mole di Non è facile, non è produzioni. facile.